Rosegotti nasce dal nostro modo di prenderci in giro un po', perché siamo sempre stati innamorati delle cose vecchie, delle cose anni 60, anni 80 anche, da cui proveniamo noi. Siamo rimasti un po' legati ai nostri tempi. Però questo non ci impedisce di aver dato un colpo di innovazione anche al modo di fare agriturismo che c'è nella Bassa Veronese, che è patria da sempre del risotto col tastasal, del lesso con la pearà. Per carità, facciamo anche noi piatti di carne, perché siamo anche noi figli di questa terra. Ma la mia è una cucina soprattutto vegetariana, anche se non solo. Perché io uso tutti i prodotti biologici, anzi non prodotti, uso le nostre verdure biologiche che arrivano direttamente dal nostro campo. Tutto quello che arriva in tavola, quindi, passa dalle mie mani e da quelle di mio marito, lui perché le raccoglie, io perché le cucino. Tutto questo si può definire a meno di chilometri zero ed è tutto cucinato col cuore. 6 anni fa ho scelto di essere vegetariana per una questione etica e quindi ho dovuto cominciare a preparare tante cose diverse da quelle che preparavo prima e nonostante questo riesco ancora a creare cose che mi emozionano tantissimo. Quando finisco di cucinare un piatto e me lo impiatto bene, me lo preparo bene come se fosse da servire alla regina Elisabetta, mi ritrovo lì a farmi un sorriso da un orecchio all'altro e dire brava Chiara, proprio ce l'hai fatta, brava!